Quando il silenzio è assordante o quando il ghiaccio è bollente, insomma, quando figure retoriche degne di nota mi vengono in mente, lucido porto il pensiero all'opera di Fabrizio, alle poesie di Francesco che in fondo sottendono sempre quel vizio, ti portano al ragionamento, ti impongono sempre una scelta. Non parlo d'un semplice bivio ma di ramazioni contorte di un delta. Allora incominci una strada senza sapere se è giusta, ma tornare indietro è lecito, cambio opinione cambiando la pista. Questo in fondo dovrebbe essere il ruolo del cantautorato, parlare di storia come Pierangelo, di politica come Battiato, e invece noi viviamo di parole vuote, aride, ritornelli frivoli che scrivon mani avide. Quando la fama ti cambia, quando il successo dà boria, chiediti quali canzoni fanno cultura passando la storia. Parlo di Bocca di Rosa, Rosso Colore, L'Avvelenata, la cura Franco Battiato, come l'ha scritta, come l'ha inventata. Questo è cantautorato e bisogna farne tesoro. Pierangelo non camminava ma aveva in petto il cuore di un toro. Oggi basta truccarsi, vestirsi come pagliacci, spogliarsi nudi, essere scurrini senza più trame né canovacci. Invece il cantautorato penetra dentro la pelle, parla, comunica, è propositivo, quando lo ascolti ti manda le stelle. Invece noi viviamo di parole vuote, aride, ritornelli frivoli che scrivon mani avide. Più non si sente parlar di ossimori e metafore, ma di concetti inutili, più falsi delle favole. Grazie. Salve, sono Dante Francani e sono arrivato a Musicultura grazie a mia moglie perché ha voluto farmi un regalo di compleanno speciale. Mi ha iscritto lei a questo concorso e credevo fossero 80 euro buttate, invece si è rivelata una cosa fantastica. Il mio progetto per il futuro è quello di poter realizzare un disco con
alcuni miei brani, ne ho scritti 19, ho scritto il primo 2 anni fa e l'ultimo, il 19esimo, sto per concluderlo e mi piacerebbe poter lavorare con la musica, insomma, poter dire la mia attraverso i versi e attraverso il pianoforte.